5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. Sopralluogo del presidente Bucci al 15° nucleo elicotteri carabinieri e al nucleo cinofili di Villanova d'Albenga, struttura che assicura un supporto costante alle operazioni di emergenza in Liguria. La giornata è proseguita con un momento di dialogo con oltre 25 sindaci del Ponente savonese, dedicato all'analisi dei temi strategici a partire dalla sanità. Sono stati presentati 59 progetti per salute e scienze della vita, che riguarda medicina rigenerativa, robotica per l'assistenza e sistemi digitali sanitari. Il valore totale è di oltre 25 milioni. Proseguono le operazioni di rimozione del ponte ciclabile tra Riva Ligure e Taggia nel Ponente Ligure, parte del piano di messa in sicurezza idraulica della foce del torrente Argentina, del valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Il nuovo ponte sarà ultimato entro l'estate 2026. La Liguria ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale a Venezia con laboratori, show cooking e percorsi immersivi per raccontare la riviera italiana e l'artigianato ligure. Nella scuola dell'infanzia di Ponte d'Assio continua l'educazione ambientale tra i più piccoli con il progetto Orto in classe. Ogni venerdì i bambini si dedicano alla coltivazione di vari prodotti e per il secondo anno consecutivo la scuola riceverà la bandiera verde. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.